Io sono on air e ti sto parlando. 6 secondi, 7 secondi, 8 secondi, 9 secondi, 10, 11. Ok, boh, rimaniamo così intanto. Adesso devo capire come cavolo mettere... su un canale mixer, ma quindi prendo l'uscita dalla scheda video, giusto? Dalla scheda audio? Sì, però qual è l'uscita audio? E quello è il fatto, no? Cioè, qua c'è front, rear, tu ti ricordi per caso? No, non ti ricordi. Ah, vai tranquillo. Sì, non è poi così importante sta roba. Allora. Sì, d'accordo. Sì, ma... Ah, ma va. Dove la notizia? Beh, no. L'altro giorno l'ho fatto, ero su, per cui non avevo problemi, l'ho fatto anche altre volte in teatro. Ed è sempre andato al volo. Unica roba, sì, sicuramente mi prendo una LAN, userò il mio computer che sono più tranquillo in tutto e per tutto. Allora, cosa volevo dirti? Che mi manca un cavetto stupido. Allora, sì, ce l'ho, ma adesso dovrei capire. Allora, se io adesso metto un brano, apri mixer volume, altoparlanti e tiro su, giusto? Ah, ok. Beh, mixer volume, altoparlanti, è scritto però to USB sound device, per cui quello. Allora, se io adesso ti mando... Vediamo. Madonna, ma perché mi apre ste robe? Che odio Windows. Ascolta una roba, ti sto mandando... Il mission t'arriva di mission. Come t'arriva? Da rossettiare rosse e ogni ben dentita cose. Sì, a che livello è? Che il paradis ha tirato il suo vestito. Oh, allora direi che ci siamo quasi. Sull'orda grandi saghi colorati. Mi dovrai dare, ci dobbiamo sentire durante la pubblicità perché mi devi dare il countdown. Intanto mi dici adesso pausa. Quando ci torniamo metto in pausa. Adesso 1, 2. Boh, va bene, dai. Allora partirò un 5 secondi prima, ci sarà un buchetto di qualche secondo, tanti saluti. Tu non hai modo di verificare questa cosa adesso? Il livello era buono, quindi, sì? Io l'ho abbassato un pelo. Cioè la mia voce, adesso ti sto parlando, questo livello qua com'è? Secondo me sono un po' altino, mi sento un po' altino, ma posso abbassare, dimmi tu.
Boh, va bene, allora teniamolo così, teniamolo così. Sei in ascolto? Sei in ascolto? Ferdi? No, no, è la linea che va giù. È la linea che va giù. Vedi se becchi un altro Canon, per favore, Mauro, intanto. Un altro cavo Canon. Mi pare che ce ne sia uno corto. Intendi questi? Cavo Canon, così, microfonico. Se ne pigli uno, così mettiamo il terzo microfono, poi sistemiamo un po'. Allora, Metti questo, so che ti dica. È il migliore, spero va funzioni. bene, va bene. Però non tutti funzionano. Poi mettiamo un po' a posto perché devi imparare. Ecco sì, devo sistemare qua. Questo qua è il principale ed è il tuo. Tutto a posto? Sì, sì. No, perfetto. Ero già Qualche, preoccupato. no, qualche bestemmia perché è un browser che deve un aggiornamento. Ho usato l'altro browser e ho risolto. Piccole monate. No, sai che queste monete come le migliori sono professionali. No, mi porto il mio computer diverso, la prossima volta. Cioè, ce l'ho il mio computer, ma mi manca un attrezzino per il collegamento a internet. Mi userò il mio computer, farò le prove da casa. Allora, che ora è, scusa? Sono così. 23. Dai. Ah, 23. Sì. Oh. Casomai se devi chiamare qualcuno, sì, non le 23. No, io mi sono preso in giro, cavolo, che già sto diventando un batto. È divertente. Sai dove ti ci mando. Ok. Oh, Ferdinando, quando ti fa da tecnico, è la persona più rassicurante del mondo. Ha l'espressione di Clint Eastwood nel buono e il brutto e No, cattivo. no, ma lui è bravo, cioè secondo me su queste robe è più bravo. No, lui potenzialmente è bravo, è che Mone. Cioè, sui purtroppo. difetti. Vabbè. Abbiamo una password quindi della rete? In realtà non serve. No, è libera. Ah, si collega in automatico, L'automatico. ma Sì, devi collegarti Ci tu. sarà qualche passaggio da fare. quindi ogni volta devo... Ok. Resta memorizzato più delle volte, dipende poi dal cellulare. Quindi una volta fatto il passaggio iniziale del collegamento, poi Ok, però io utilizzo sto- FVG senza lucchetto. Quello col mezzo, proprio aperta. è aperto, io stacco perché me l'ho collegato io, quindi... No, boh, ma solo per chat o comunque per chiamarci internamente, perché non ho rete, per cui mi toccherà chiamare via... Grazie. Ma se il nostro mixer per fuori onda. Allora, la pubblicità te la metto tu e io metto... Vedi quanto
passeggiare dentro il museo, secondo le proprie riprese. Drette le Dros. Opinions a confront sui temi di attualità furlane. Facciamo alle 9:30, 10. E vengono qua degli ospiti. Ah, ok. Dovrebbe venire Vanni, tra poco lo chiamo. Se non arriva, se non inizia. Vini? Sì, adesso devo vedere il mixer di là, allora, per levare il segnale, quindi. È già acceso l'impianto comunque. Ok. Sala, 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 sala. Però iterare qua, direi.
sono analitico. Però è basilare, se no dobbiamo mettere un microfono di. Prova, prova, prova. Prova, prova. Sento un cazzo. Prova. Ecco, adesso va. Tu Adesso- senti? Sì, sì. Senti? Sì. Ah. E perché qua non c'è meter? Vabbè. Perché non va il meter, però in Tu cuffia. quindi qua stai sentendo? Sì. Lo sto Ok. sentendo. Adesso è scomodo. Dimmi qua. un po'. Dimmi, scusa, prova a scollegare e ricollegare in un altro punto e mi dici se senti. Sì. Tu senti così? No. Non senti? Mi sembra si sia dimenticato, sono le 9:33. Adesso vediamo. Ecco, apri i due microfoni al. Aspetta che prima dobbiamo mettere
Drette le Dros. Opinions a confront sui temi di attualità furlane. Scusa? Ah, ecco. No, è questo. Ecco. Prova. Ah. Prova? Dai. Allora, io sono aperto, Ok, io sono aperto e per cui tu apri lo streaming, ok? Dammi il via, fammi il countdown. Mandi a tutti, domande di Mauro Missana, benvenuti e tesuazze di Novalpe sin al Museo Gortani di Tumiec, proprio te par fevelà di questa manifestazione che entra in fase finale e bisogna dire che in Novalpe è stato una tavola di incontri su un gruppo importante, noi sin proprio in dirette e per tal riguardo a Ponte in Novalpe ma soredute sin tal spazi di promoturismo FVG e vin Vanni Treu i passi le parole. Buondì Vanni, benvenuto. Buondì Mauro, buondì a tutti e buondì a tutti. Ecco, e dunque a lei di disi una roba, un grummone importante che in Novalpe anche quest'anno è stato un grande successo per tanto riguarda le qualità delle relazioni, ma soprattutto per conclusioni che salta in fur prima mi ha fatto vedere anche un bel disegnato. Sì, beh, non qui all'idis per chiacchierare proprio di questi robis e taccarin proprio con il disegnato che tu hai accennato, no? Che è il manifesto di quest'anno, ma che riassume anche un po' che tutti i 2 anni precedenti, le 2 versioni precedenti. Ecco, e continua un po' che ci sono stati Novalpe e Chistan che sono stati incontri fondamentali
lei si è fevelattan di Cemut e torna a Favigny le inte su Paimonza. Ecco, questo è stato uno dei particolari più importanti per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda addirittura il co-housing, sarebbe il condividi, chiase, sicurtie, e che le chiarne, ma tutte le monfurlane, le valchianali e plene sono vuois, purtroppo. Sì, purtroppo alle vere è un dei problemi, no? Ma non spettin al VAR che dalla planura, che dalla città, cioè spettin al VAR con l'innalzamento climatico e pertanto non sapendo che prima o dopo arrivino a casa a vivi per forza, perché l'Udine diventerà invivibile per si smessa l'anno. Ecco, anche perché non è facile, anche in DDV ti diserai vivi a Udine in certe strade, se resta le tutte tranquille e se fevelin di Udine, figurinsi ad esempio le città de planure italiane che sono già proprio un chiadin in dove che non si respira poi. Non auguro tanti zanzare ai cittadini, però non spettin un attimo, io spettin in mondo perché diventi news montanaro senza loro, insieme di non. Ecco, c'è mutise l'identikit dal New Montanar, perché avete avuto tante esperienze che sono confrontate in queste giornate. Intanto è una persona studiata, una persona che la scelta di venire a vivere e a lavorare in montagna e che pur di vivere e lavorare in montagna si inventa un lavoro, quindi è un piccolo imprenditore. Non interessa fare bene, guadagnare per ore, ma interessa soprattutto arrivare a vivi senza stress, mettiamola così. Ecco, questo è un particolare importante. Ecco, dopo, tra l'altro, io vedevi anche che si faceva di turismo, ma di sostenibilità. Finché a 3D il turismo aveva di segno imperativo, e sì, in un ufficio turistico regionale in questi istanti a Tumiec, e donde dal Museo Gortani, in dove che si dava proprio l'appuntamento finale di Novalp che mandarono in diretta cadi un po'. Ecco, anche il turismo è sostenibile. Una volta il turismo era un po' isla che tu lavi, tu stavi 15 di in di quelle cambiate. A volte si fa da riflessione anche su che sono i percorsi news. Sì, è vero, sul turismo non crediamo tantissimo al turismo sostenibile, non ci interessa altre forme di turismo che il turismo di massa, che il turismo legato ai grandi numeri, ci interessa il turismo di qualità. In fin dei conti io ero come spettatore a un convegno in cui effettivamente si è tagliato tante richieste dalle differenze, no? Si tagliava che probabilmente i grandi numeri sono che sono disponibili a pagare un pernottamento a 25 euro signot, 30 euro signot, 100 posti un albergo, ma se sono 100 posti in un albergo vuol dire che per essere economicamente sostenibile la camera non puoi vendere a più di 25-30 euro signot, e quello sarà il target di certe località. A noi non ci interessa che qui che venga qui a vendere di poter spendere 50-60 euro, signor. E quindi è un target differente. Ecco, quindi è un target indula che si cerca di mettere ad un insomma situazioni differenti e anche un turismo non di masse. Ecco, le cooperative Cramars che organizza, di cui tu sei vice presidente, ecco, è un lavoro che dura un anno, ma è anche un lavoro che abbiamo fatto su Paimons, perché se arrivasse aree dai Monzi, insomma, dal De Chiarni, anche del Valchianale, dal Canale dal Fier, tra l'altro. Sì, non abbiamo questa vocazione montanare, non si vive in mondo, non si fa sperimentare Robignovis e innovare nos ha dato tantissimi spunti in questi 3 anni anche per sperimentare Robignovis che la ringa mettere in pratica nei prossimi mesi e nei prossimi anni futuri. Insomma, con innovare non abbiamo tracciato i prossimi 10 anni di lavoro della Cramars. Ecco, lei dice che i progetti sono progetti in cui che c'è tante l'Europa da spesse e di fatto è un ex ministro di un ministero importante, che è l'ex ministro Barca, che era al Ministero di Coesione. Ecco, Jenfri i fondi strutturali che vengono dall'Unione Europea e sono che per coesione. In Stato italiano non si sono visati, però così a lei basta la sua open coesione gov.it e lì si chiamano tutte le spese che hanno approfittato, ma anche sicuramente in buona fede vuoi immaginare proprio di questi fondi. Ecco, quindi diventa importante anche queste esperienze dal già ministro Barca. Beh, per non lui è stato un po' un'ispirazione di ragionamento e di pensieri, perché porta sempre che l'aria frizzante di novità che tu arrivi a
tira dentro in una struttura ma anche in un territorio. Basta vedere gli interventi di Orsere su queste che sono le diseguaglianze, no? Perché non vi fate questo gemellaggio che hanno passato si lo fatto con la Lega delle Cooperative, che stanno vi fatto col forum delle diseguaglianze e diversità, in dura che effettivamente non per tornare a compagni come qualità di vita dalla città eccetera, avvin la necessità di riequilibrare Cucal Viv e al lavoro in mondo con Cucal Viv e Ecco, io ti faccio una domande provocatorie. Non è che qualche volta, lo dicevi anche a Roberto Gari, il tecnico che mi ha seguito in questo appuntamento, che De Mont si sentono un pelud masse provinciali e quindi qualche volta anche pensano di scugnire determinate robe che non servono, le reti surf, tutta una serie di robe, però anche il biel di diversità, ecco, io non dicevi che economiche. Allora, è vero Mauro, ciò che tu hai detto, io ragionerei in maniera un po' più mirata. I diritti di cittadinanza, che non è il reddito di cittadinanza, hanno di essere garantiti a tutti i residenti di qualsiasi parte che segni in un qualsiasi comune d'Italia, no? Allora questo minimo diritto alla di essere garantito anche che lei sta a Riusciul, così come che lei sta a Milano, no? Che di Milano può dare di ma vuote se respirare aer bon, ma non riviene a venditelo, questo è il problema. Ecco, quindi al well disi che bisogna anche mangiare, ecco, che è l'essenziale. Però ti dite prima un po' che il provincialismo, Alfredo, i Furlans sono sempre stati un grummon provinciale, come un po' manco, la di disi la verità. Però il provincialismo che voi di Corridaura determinati modei invece di creare un in Novalpe, mi pare che non è le sue pretese, ma c'è che sta facendo, le creando un modello differente. Ecco, sì, questa è l'importanza. Orgogliosamente di Monte. Ecco, che al può influenzare. Ecco, si è fevelata tanto di imprenditoria, ieri si è fevelata anche dal speciale in Novalpa, onde furlane, e ad esempio anche di diritte e soprattutto riguardo le imprese. Si è fevelata di start-up, ecco, si fevela tanto sempre se le bocce con le start-up in montagne e in monte, varesin di sé anche più facile, metti ad un'iniziativa spicciole. Allora, per far creare start-up al covente la materia prima, che è il giovane, che è l'idea. Il giovane e l'idea non basta. Subito dopo bisogna avere il puesto in cui sviluppare l'idea insieme al giovane. Non purtroppo in monte si vede che roba che si chiamava Agiamon, che è stata più volte pluriliquidata, come tiene così, ma che non ha mai attecchito, non ha mai funzionato, forse proprio perché era gestita con i criteri del sistema pubblico e non di un sistema privatistico legato al risultato. Ecco, che 3 giorni viene intervistata anche chi di Carnia Industrial Park, mi scoperto che lavorano e a lei è anche interessante, ecco, e ha un modello un po' differente rispetto a altre aree industriali, ad esempio, e tal plan. Ecco, dopo io ho levi un fenomeno curioso anche te pagine di Novalp che hai letto in queste giornate, i spostamenti, il spopolamento, e vanno via più femmine che uomini, che è curioso, sono desmotivazioni? Sì, la motivazione principale è che la femmina ha un carico di lavoro di famiglia che è superiore a quel che ha l'uomo di solito va a lavorare e la femmina magari la va anche a lavorare e dopo la fa i lavori di chiesa. Allora, se sono servizi che aiutano la femmina a restare in tai paesi, in località, in puebli dove la vive, allora questo diventa sopportabile. Se no, una femmina dice, perché di fare il lavoro dopo e si paga della metà e poi via. Ecco, e questa è un'altra delle motivazioni, insomma, che mettono dopo tanti, ad esempio, si spostano magari non tan lontano di qua, perché è il fenomeno curioso dal pendolarismo e delle aree artigianali industriali di Damar, di Tumiece e di Ville che sono tanti che arrivano di fur, che magari chiudono in chiesa fur perché non hanno magari fiducia dal futuro, anche questa è un'altra roba che bisogna restare, non è facile da fiducia. Da fiducia dal futuro dipende tantissimo dalla classe dirigente. La classe dirigente è una classe che non ha fiducia probabilmente dal futuro, perché la cormasse da ora alle esigenze di voto, alle scelte elettorali. Fiducia dal futuro vuol dire fare licenza a lungo termine. Fare licenza a lungo termine vuol dire anche avere vision e probabilmente non è vision. Ecco, e questo è importante. Ecco, prima
tocchiato un altro dagli argomenti che le è state mettute proprio in evidenza dentro in Novalpe, che il Calvin avivi in Mont, anche e specialmente in città, se vuoi di Cramarse, vi scurate anche un libro di chi che sono in news montanarse, ecco, curiosamente alle laureate, ecco, non la voi di vivi più in città, tal fas qualunque altro lavoro. E questo podial costituire un esempio ai giovani di che magari hanno voi di la via per gli attacchi modechi che vuole abbandonare. È curioso, un paradosso. Beh, non si inchia al Museo Gortani, no? Museo Gortani che è intitolato a un senatore che tra l'Assemblea Costituente l'ha fatto mettere l'articolo 41 della Costituzione, dove che domandava che in Costituzione alla fosse date attenzione alle aree montane, che è oltre il 50% del territorio nazionale. Punto. Allora, dalla Costituzione a voi mi pare che danno più attenzione alla montagna sono proprio che vivono in città. Mi spieghi meglio. che vivono in città perché la considerano il loro parco giochi privato. E allora tutte le politiche a favore della monta e vengono fatte su misure dei cittadini. Che le città di stesso perché sono attirati dalla montagna e vengono a fare queste esperienze di vita in monte. Ma vita in monte con modelli di vita che non sono né che dai montanari attuali, ma neanche che dalla città. Ecco, questo è curioso, questo vuol dire che il parco giochi anche i servizi, manco la popolazione, manco i servizi, poi accentramento. E anche questo mi pare che è saltato fuori di più di un incontro. Dopo sono le belle esperienze di Trento e Bolgian, ecco, che sempre da spesso si citano, ma non si fanno. Ecco, anche quella è una mancanza. Ecco, hai sentito Bialis Robis proprio in questi giornali? Sì, alle vere, il Trentin e l'Alto Adige sono dalle realtà che sono un po' UFO. Quindi non avviene tutta una situazione che viene di fare dalle alleanze sulle montagne che sono più simili se non. L'alleanza est-ovest bypassante che parte centrale della monte, sicuramente è un'alleanza più importante che no l'alleanza con i Trentins. Ecco, quindi al vuol dire che bisogna chiattare anche mus. Ecco, io vi ho tante robe disincussi italiane, ecco, vedo chiappat con tassa anche con le montagne slovene, austriache in Kistiain, so vedo intenzione di farlo in futuro, perché chi si è a casa, proprio da Tumiec, de Austria, non si è tan lontano anche da Slovenia, ecco. Sì, l'ho infatti l'anno passato che stanno era un'edizione tutte le aree in qualche maniera alla montagna italiana per una serie di motivi. Che sono che dei temi che si è voluto affrontare, no? Che dalla diseguaglianza, dalle opportunità, che sono volente o non volente le aree al contesto in cui uno vive. Ecco, quindi anche queste erano le motivazioni di fondo, le diseguaglianze. Tra l'altro le conclusioni dal festival e sarà anche l'assessore alle politiche agricole e forestali Stefano Zanier, oltre al già ministri Fabrizio Barca, che tra l'altro cireranno insomma di chiappare un strucco di duce che è stato fatto e dopo anche una delle massime autorità regionali. Beh, sarebbe un onore che Fabrizio Barca dice che l'ha veduto in questi anni a Noval. Speriamo che l'assessore alla montagna lo faccia. Ecco, i carrivi e che tra l'altro ecco, l'Uviodin arriva in questo istante. Ecco, si è fevelata anche di industrie, ecco, le industrie in montagne. E è importante, però chiaramente grandi robe non si può fare, forse si è già arrivati al massimo, poi si può dare a fare anche molto altro, quindi bisogna insistere e ho sentito anche che di Trento, di una scuola di alta specializzazione, bisogna insistere su che sono anche altre attività, spiade al turismo e alla cultura. Curiosamente, ecco, questo è uno dei settori che tante volte anche si in un museo importante che sconsigli di più, che ha le sue difficoltà e ecco anche questo è un settore che forse non si è sempre insistito, sì l'agroalimentare, il massimo per rispetto, però anche le culture che vengono esprimute, anche se facciamo un giro che partono al centro delle chiese, ecco, si vede che era in che stava bene. Beh, sicuramente una volta la montagna era più sciore della pianura, in monte là vengono vivi gli uomini liberi, mentre in pianura erano i servi della gleba, tanto per capirsi, no? In monte la democrazia di una volta, di secoli fa, dava la possibilità di gestire la terra.
in planura non ha queste possibilità di gestire la terra. Quindi sì, la storia hanno già contato che in talar degli anni la ricchezza vera era prodotta in monte. Lo mostrano anche tante esperienze, insomma, anche le fabbriche, cioè che veniva acclamata, insomma, che dopo è diventata le caserme Canture, l'Inusio, ecco, proprio te chi, te stesse sale in la Saracca di Poche, l'incontri finale di Novalp, hai veduto proprio un filmato sull'Inusio con una lunga discussione qualche anno in daur, che sta anche curiosa, ecco, un'esperienza dal genere che si è spantata per varie ragioni, anche politiche, Certo. però era un'esperienza che era UFO in tal plan, sì, era in altri 2-3 paesi, però anche in cui mueccia, ecco, tampardisi. Sì, è vero. L'Inusio era stato il più grande industriale europeo dal periodo, dall'epoca, e pertanto tanti capielli, no? Però attenzione che la montagna fra un 10-15 anni lavora più posti di lavoro che noi a lavorare. Ecco, questo è un altro particolare che ho creduto che sarebbe importante discutere dentro anche le future edizioni di Innovalp. Non stiamo a ipotecare il futuro intanto. Cerindi si era questa edizione e dopo i rasonin. Ecco, sì, insomma, così e Cirin di metti ad una anche delle iniziative che può dare in sé un pelut differente. Ecco,